Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio. Buongiorno Sindaco, ho visto che tu hai fatto una missione da Italia verso il Senegal. Cosa sei andato a fare in Senegal? Allora, in Senegal sono andata perché siamo capofila di un progetto molto ambizioso che si chiama Vivere la Terra, che ha la progettazione della ristrutturazione di un liceo agricolo a Casamance, a Vignona, la regione Casamance, a Vignona. Questo progetto deve essere ricontato entro fine luglio 2015 e quindi dai CARE mi hanno invitato ad andare a vedere i frutti di questa collaborazione in questa settimana. Come hai visto che tanti immigrati fanno i progetti per dire che allora noi abbiamo un progetto e con questo progetto che già ha fatto che voi avete fiducia di dare mano a questa associazione che si chiama Giamora. Quando siete andati, sei emozionato o come hai visto questo progetto? No, l'emozione è stata grande perché effettivamente l'Africa è un paese meraviglioso e l'accoglienza degli africani, io l'ho detto ma lo ripeto convintamente, davvero dovrebbe insegnare qualcosa a noi. Questo progetto è un progetto in cui adesso che io ho potuto toccare con mano, è un progetto a cui io credo veramente molto, perché è, come ho detto più volte, è una piccola goccia che noi stiamo facendo assieme al comune di Conegliano per portare che ci sia lavoro là. Ed è davvero l'unico sistema per poter aiutare la gente a non attraversare il mare, a non morire poi lungo questo attraversamento e portare il lavoro con il business. Quindi questo liceo dà studio e progettazione per la vita futura a 205 ragazzi in questo momento, per la maggioranza donne. Hanno già iniziato a lavorare con una cooperativa di donne meravigliose che trasformano questa frutta, perché c'è sto sole che è 12 ore al giorno, credo, se non di più, questa frutta meravigliosa la trasformano nelle marmellate, negli sciroppi, confetture, quello che poi sarà. Effettivamente basta affinare queste tecniche che magari non hanno ancora raggiunto i requisiti europei che vengono richiesti, ma poi davvero si può aprire un mercato che avete voi in mano. Va bene, allora con questo progetto e dopo, prima di andare, mi sembra hai dubbio, forse è la prima volta di fare un salto in Africa. Cosa avete in meglio di lasciare la tua famiglia per andare da una parte che tu non hai mai andato, hai sentito, hai visto le gente qui, ma non hai mai fatto un salto in Africa? Che era l'idea del Io sono una persona curiosa ed è questo che muove forse la voglia di conoscere, di andare ad affrontare. Non è che più di tanto, non ero assolutamente preoccupata né altro perché la conoscenza con molti di voi ce l'ho da molto tempo e quindi già come assessore avevamo avuto il piacere di lavorare assieme. Certamente ho avuto un'accoglienza che io continuerò a dire, io sono il sindaco di un piccolissimo comune, mi pareva di essere davvero una persona molto importante. Però davvero credo che tutti voi, i vostri ministri che mi hanno accolto, il sindaco di Vignona, l'imam che mi ha fatto a livello empatico veramente una grande impressione, perché quando poi ha pregato per me io ho sentito questa potenza della sua preghiera e questi messaggi che poi alla fine, pur essendo un niente per l'Italia, però di poter poi portare tramite me a tutta la mia comunità, io credo che davvero sia una grande missione quella che siamo andati a fare e che potrà solamente svilupparsi ancora di più con le persone naturalmente che ci credono. Una cosa bellissima quando l'imam ha detto che alla fine loro pregano un Dio, il 90% è musulmano, no? A Casamance, e noi preghiamo un altro Dio, però alla fine c'è un unico Dio. Lo preghiamo entrambi con le mani aperte perché noi diciamo il Padre nostro accogliendo, voi dite le vostre preghiere accogliendo. Alla fine io credo che davvero se portiamo questi messaggi di pace, di serenità, di uguaglianza, questa è l'unica cosa che
possiamo provare davvero a far futuro per noi ma anche per voi, perché queste sono le cose che poi ci uniscono. E ho visto il momento che siete troppo emozionati quando prima fare le preghiere, anche siete emozionati di vedere le gente, e con questo ho visto un giorno che non hai la parola da dire e piangeva, e con questo ho visto che era emozionato di questo perché Ma credo sia un'opportunità che mi è stata data di poter parlare una donna italiana davanti a 10.000, 12.000 capi religiosi, perché alla fine, ed ero su questo palco, quando poi ho guardato giù, davvero è stato, cioè mi si è un po' stretto il cuore, ho detto io spero davvero di portare, cioè mi sono sentita una grandissima responsabilità, perché alla fine rappresentavo la mia patria, io sono italiana, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, quindi la sensazione di portare questo messaggio da italiana in un paese straniero e avere queste parole da poter dire è stato una bella, ma veramente una grande. Io dico perché faccio il sindaco, per questo faccio il sindaco, non avrei mai avuto l'opportunità di fare una cosa del genere se non avessi potuto essere sindaco di Casiano. Quando sono tornata a casa i miei ragazzi ho trasmesso davvero questa voglia di esserci, di partecipare, e credo che davvero tutti abbiano colto questa grande opportunità che noi abbiamo come italiani, pur essendo piccolissimi, di portare questo messaggio di pace, di serenità, di uguaglianza dei popoli. Ma ho visto anche su questo giorno siete una piaggia o una cosa che tu hai sentito come si comportano i musulmani quando era come fanno tutti quello che non dovrebbero fare. Quando sei arrivata il luogo dove l'imam hai visto come la collaborazione con i cristiani, i musulmani in Senegal, e che messaggio deve dare agli altri che non hanno, che pensano che i musulmani fanno le cose un po' sbagliate, cosa questo giorno quando tu hai visto questo? Io posso solamente dire, ma come ho detto prima il sindaco di Polignano, che davvero bisogna andarci, perché poi noi che siamo alla fine portatori di parola, perché il lavoro è parlare, portatori di parola, possiamo poi tornare a casa raccontando quella che è una bellissima e meravigliosa realtà, cioè gli abbracci, le parole, i canti, la musica, gli inviti. Io credo che davvero, e lo ribadisco sempre, noi veneti qualcosina da voi dobbiamo imparare, l'accoglienza sicuramente, questa grande apertura, perché alla fine, insomma, un po' si capisce, donna, cristiana, non è che sia così facile. Magari 10 anni fa non sarebbe successo, adesso questa apertura che anche il vostro imam ha avuto nei miei confronti è stata un'apertura meravigliosa, una grande modernità in un paese dove magari ancora certe tradizioni, certe cose vanno molto rispettate. L'ho vissuta davvero come un'apertura straordinaria, una grande mano tra due paesi che devono assolutamente collaborare assieme, tra due culture, tra due religioni, e poi alla fine io credo che ci sia un unico Dio, che è quello che io prego, che tu preghi e sul quale alla sera prima di dormire affidiamo i nostri pensieri. Oggi ho visto anche con il gruppo, con il senegalese o con quelli di Casamas, sono venute per ringraziarti con il gesto che tu hai fatto per andare giù, allora di vedere, di cambiare idea con tutti, e sono venute, ma ho visto anche oggi è un giorno speciale per te, e che messaggio deve dare le gente oggi? Giorno, ho visto, hai bevuto Bissau, anche tante cose, sì, sì, hai ballato tutti, sì. Ok, qui però l'ultimo messaggio da dare. Io sono tornata a casa dal Senegal con degli amici in più, questo è sicuro, con delle persone con le quali poter lavorare, ma soprattutto con una grande amicizia, è bello ritrovarsi dopo pochi giorni e dire, ma a parte che mi siete venuti a trovare praticamente ogni giorno da quando sono tornata, e le telefonate, va tutto bene, sei stanca, cioè io mi sono sentita davvero super coccolata, ma voglio dire,
io probabilmente ho dato qualcosa a voi, ma voi avete lasciato tantissimo a me e su cose che magari sono anche difficili da esprimere perché ognuno poi se le porta nel proprio cuore, ma sono ricordi indelebili, insomma poi si vede, non è che uno può fingere, se si sta bene assieme, si sta bene assieme, al di là di tutte. A me anche il piacere di poter investire come voi, di poter ballare, è conoscenza, è l'apertura mentale che serve da parte vostra e da parte mia ad avere questo tipo di collaborazione, sicuramente. Grazie Sindaco Grazie per la tua disponibilità e un giorno vi invito a venire a vedere Veneto Globe, anche la nuova televisione senegalese che si chiama Teledi, che è andato a Bignona a fare il reportaggio con tante immagini che abbiamo visto e ti auguro molto volentieri. Grazie. Allora quando siete pronti, Grazie. allora possiamo fare un invito con cambiamento di telefono. Allora posso dire solo io che ringrazio veramente tutti quelli che mi hanno, anche chi mi ha invitato, mi ha ospitato a casa privata per una cena e che mi ha fatto vivere la vera famiglia senegalese. E quindi sono io che ringrazio voi perché da turisti non si godono, non si apprende appieno tutte le esperienze che ho potuto vivere questa settimana, e non lo dico scherzando, non lo dico, io spero che il prossimo anno ci sia un nuovo, e noi lavoreremo per questo, un nuovo progetto da poter poi venire a controllare così, non da sola ma sicuramente con qualcun altro, perché dopo tutti questi racconti vogliono tutti venire, quindi il mio sorriso parla, penso, anche senza le parole. Grazie a voi davvero, ma grazie a tutti, dal ministri che mi hanno ricevuto, al sindaco di Bignona, all'imam che sicuramente lo sento che c'è, e a tutte le persone, a tutte le signore gentilissime e carine che mi hanno seguito questa settimana. Mi sono sentita davvero molto protetta. Grazie. Grazie mille, Grazie. grazie. Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio.